La parola. Vabbè, io come regista proprio dico due parole soltanto. Stiamo lavorando alacremente a questo progetto e veramente stiamo scoprendo che le nostre origini sono veramente molto importanti, ecco. E spero che tutti possiate venirci a vedere perché è un momento molto, molto forte della nostra storia. Io come esperienza, come regia dello spettacolo mi sto divertendo molto e anche sto scoprendo veramente delle cose belle grazie a Paolo soprattutto, che è l'autore, che adesso ve lo passo subito. Io ho finito. Grazie Alberto. Mi sentio? Sì. No. No, perché mi pare di essere come il Mario de prima, no? Qui al quarto anno, sono in semenio, non sono ancora deficiente per via del sole comunque. Allora, sì, diciamo, si tratta, Antenore è un testo dove che si conta appunto il mito fondativo dei Veneti. È un mito fondativo che diciamo, è stato messo in tragedia per la prima volta da Sofocle nel V secolo a.C. e dopo dopo che si fa l'alza bandiera vi conto qualcosa di più su sto testo, sulla storia di Antenore, ma forse qualche don di altri che ha sentito parlare di Antenore, forse per via di Padova, no? Sapevi che c'è la piazza Antenore dove c'è quella tomba di Piera, quell'arca del secolo XIII d.C. E dopo dico qualcosa anche su quell'arca. E ogni modo che c'è due versioni su Antenore, diciamo che è un mito, diciamo, antico che si cambia nel corso dei secoli. Chi che pensa come chi che ha fatto su quella arca a Padova, che Antenore fosse, diciamo, un eroe, un grande eroe, un savio, anche Omero gli parla di Antenore, appunto gli parla come di un vecchio savio con la barba bianca che diciamo, essenzialmente, se vi presente l'Iliade, Antenore è uno di quei che appunto a Ilio, a Troia, dice che bisogna dare in Drio Elena ai Greghi essenzialmente. Dopo però ne parliamo meglio perché sennò a me perdo. L'altra versione è quella di Dante, che gli altri conosciamo per Dante. Se vi ricordate che c'è una zona diciamo, dell'ultimo cerchio dell'inferno dove che viene punì i traditori della patria, e quella zona si chiama Antenora. E la ciapa il nome da Antenore perché c'era un'altra versione del stesso mito per la quale Antenore sarebbe stato un traditore, uno che diciamo un traditore, uno che ha venduto la patria, cioè in quel caso Ilio, al nemico che sarebbe stato i Greghi, appunto. In sto spettacolo, diciamo, si cerca di mettere insieme in qualche maniera queste due versioni e è un pochettino un mistero. Se vorrei venire a vederlo, insomma, forse scovergerei, insomma, come chi che era Antenore, a parni altri, se non altro. Ecco, adesso dite qualcosa, adesso che dago la parola. Perché sennò dopo non deve più niente a dire, no? Sì. Beh, lascia un attimo del suspense per il pubblico. Allora, mi qua rappresento l'associazione Veneto Novo, è un'associazione che sarà nata circa un anno fa. Mi sentivo bene, sì, non so mica tanto a vista dopo i microfoni. Diciamo che ho un gruppo di amici che tassandosi e quindi con fondi propri cerca di sostenere un'attività culturale in campo veneto, e la prima opera che si potrebbe ottenere a battesimo la è Antenore e non è una roba casuale. Poi altri sapete l'importanza di conoscere la propria lingua e la propria storia, oltre a conoscere la storia e la lingua degli altri. E sulla lingua veneta non mi dilungo, anche se probabilmente savi che è una tradizione molto importante. Apro una parentesi, Antenore ad esempio l'è strutturata in buona parte sulla lingua che parlava Rusante, un famoso drammaturgo veneto del Cinquecento, che è alla base anche del successo di Dario Fo, quindi per dire la contemporaneità di queste robe, no? Chiusa parentesi. La prima opera che abbiamo detto la interessa sì certo per la lingua, ma anche per il discorso storico.
perché Antenore rappresenta un po' il mito fondativo della storia dei Veneti. Voi altri sapete che abbiamo avuto una repubblica molto importante, molto importante, molto studiata, specialmente nell'ambiente anglosassone, che è la Repubblica di Venezia. Ma la storia dei Veneti non la semina la Repubblica di Venezia, è solo metà, perché la storia dei Veneti risale a molto tempo prima e il momento fondativo coincide con l'Iliade, che è forse il testo più antico che avevamo in Occidente, perché nel secondo libro dell'Iliade, che è proprio un passaggio, quando si fa il catalogo degli Achei e il catalogo dei Troiani e dei suoi alleati, degli alleati dei Troiani catemo proprio che i Veneti. È un caso più unico che raro, perché mi non saperia quale o altro popolo sia città nell'Iliade e sia carta ancora adesso presente, con una particolarità. I romani si inventano il caso di Enea, ma non torna mai ai conti, perché la fondazione di Roma è attorno al 753 a.C., diciamo la caduta di Troia è 1200, così 500 anni, per quanto che Enea fosse lento, diciamo che 500 anni sono lunghetti, no? Ma invece il mito di Antenore è del tutto compatibile con quello che è successo storicamente, e infatti che è una grande tradizione che dopo Mari Paolo, che si occupa del greco antico e dei latini, vi spiegherà, che è una grandissima tradizione greca dove che si dava per scontare che insomma i Veneti dell'Alto Adriatico arrivassero esattamente dalle vicende della guerra di Troia. Magari dopo, se Ghignara voglia, Paolo ne dirà qualcosa di più. Comunque l'operazione Veneto Nuovo consiste sostanzialmente nel sostenere una serie di attività che abbiano rilievo storico e anche rilievo linguistico-letterario, per permettere di, come dire, concentrarsi su una serie di passaggi fondamentali, sia linguistici, perché è una grossa qualità anche letteraria, sia storici, che ne permette di riappropriarsi di quella che è la nostra storia diciamo, locale, personale, della popolazione in cui noi siamo cresciuti, e attraverso questo probabilmente diventa più facile anche conoscere altre storie, altre lingue, altre tradizioni. Speriamo di avere la forza, perché noi pensiamo francamente a sostenere a manco 4 o 5 opere teatrali nell'arco di alcuni anni, ecco, e speriamo anche che ne daremo a mamma magari, se non vi dispiace. Ecco, un altro applauso per la trappola, e Raisa Veneti sarà al loro fianco in partnership per organizzare questo percorso di rappresentazioni sulla nostra grande storia, che non è locale, non è nazionale, ma è mondiale. Viva il Veneto, viva i Veneti, e grazie a Trappola. Adesso che c'è la cerimonia dell'alza bandiera, a cui seguirà i saluti istituzionali dell'amministrazione di Cittadella e poi importante convegno storico su come che avete sentito, sulla gestione delle epidemie nei secoli, già per restare in tema,